che frutta la vecchiaia. Mi doni la coscia, mi doni mi spadi, li pedi su storte e pieni di gatti, tutti i dolori ce l'ho io e la cinduzzo mi moriu, tutti i dolori ce l'ho io e la cinduzzo mi moriu. Ai 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 ai, sogno stanca, camatinata, passavo una nottata di passioni, cu chiamava a destra, cu chiamava a sinistra, io a combattere con questi quattro vecchi suolite, non ce la faccio più, appena venne Padre Antonio, un momento di stipendio. Adesso cavo stesso, mi chiamo troppo bisogno. Izza! Madre mia, cominciamo camatinata. Chissà, è la prima, la contessa d'un pezzo, che chiazza è solita come non mai. Finalmente! Ancora non ci capirà! Insegnante di quattro di cappello dell'acqua! Ancora! Serata, contessa, e quanto porti caminare le cimiece? E già, pizza di fare, no? Pizza di fare! Tu sai che io carica, un essere servita e riverita, un malissimo futuro ci rientro, tu e tu pappinaccio fitoso sui tuoi. Lei è sempre gentile nei miei confronti, contessi così giusto. I ragazzi miei gentili stavano a me palazzo e morì 1 anno fa. E poi a chiedere 100.000 volte, Costanza, mi la pulizia è buona, mi chiami a tutto sto brodolazzo, mi fa vedere i traumatismi. Punto 1, si chiamano reumatismi e non reumatismi. Reumatismi quando fosse uno, a me me ne vengono 3 e sono reumatismi. Punto 2, lei si lamenta sempre, io più pulita come ci ha fatto stai senza, non ce la posso fare, no? Ma poi, io vorrei sapere, ma chi ci dà la polvere di me? Oh, ma che cosa vuoi, Enza? A me tutto sto brodolazzo mi fa vedere i granchi bevviere. Oh, ma insomma, prima ci fa venire i traumatismi, ora granchi a finire, contessa. Ma sei stonata, oh! Ma vuoi che ha parlato dei granchi? Ma aspetta, è suonata sogno io. Avete guardate che conosce, ave! Campagna molto che cade voce! La mattina fino a sera, capisse? Come posso più? Ma magari parlasse più adagio! Ti sento fino a mi stanca! Oh, poi te vuoi! Mi sento... Ah, che mi
italiano, sai? Invece a ringraziare a buonaiuzza tuo marito, che te lo so, nome picciole ti chiazza che piata contiamo giù. Perché? Perché tu per essere in aliera, ora, i fascisti radici puntano la gente con tu sì, nervosa e gelosa di me piccolo, mortazza di fame con euro. Ma perché te ne vai da lì? Me la sapete quieta? Ma perché te ne vai? Strusa! Io qui tazze fame non ci sogno, sai, contessa. Io? Campo, che bella pensione che me la so, guardi. E a differenza tua, a differenza tua io aspetto che bello picciottino, perché io mi voglio maritare. Ma guarda intorno, ma maritare, ma poverini, sa maritare, amici, che sa maritare. Dai, eccolo, tu la finire non prendere, aiutate, lottiamo, tra mille gocce ragazzi mi sta seccando pure la lingua. Devi staccare la lingua, speriamo signori. A te, te l'hanno a trovare domani sopra un cucino. La tivilla tutta sa, ma che mi fa bene. Che l'aria. Ma che ci metti? Che l'aria buona. Mi la bere. Tutta te la bere. Che l'aria! Ma chi sta pure quest'acqua? Guarda antica! Ma che suono! Ma che un cervello! Suona! Finalmente sta respirando un antico! Finalmente! Che ci vuole? Pace bene, buongiorno, giovincelle. Sempre belle attive come vedo, Questa. Sì, ma che Antonio mi dica. Ma dimmi un po', ma ci lasciate dei gocci? E c'è che va a fare? Ma chi che ha mattinata? Perché chi sono tuoi sono con tutti questi gocci? Sai, padre Antonio, ma si stavano sciagliando come le cane! Non sai, cachisse per mia. Sono piccoli che camminano, devono campare il più possibile, capito ora? Vorrei sapere dove sei mascoli? Come sono i I mascoli sono cucciati, non sono di prendere. Ma non si preoccupare, stiamo di mangiare i succari che hanno fame. sempre fame, Ale. Come si? Buongiorno! Cosa? Ma lei qua è? Padre Antonio, come chi sono? Ah, padre Nicola! Buongiorno! Ma facessimo una bella rummuta! Ma tanto! Sarete sazze con tutto il suo sogno, Ma quali sazzi? Io sto morendo, l'ho petito! Ma quando è che si fa colazione carina? Quando? Fra poco! Ma Giancarlo, ma che ora è? Ma che la circa meno quasi? Non per mille. La circa. Ma Giantonio, ma stamattina è uscito un biscotto, se ne può avere, hai un pezzo sulla scopa, Ma certo, 2 biscotti per noi! Non, ascolta a me, meglio uno, un po' di che con tacchiamo colesterolo, capisci? Quindi meglio uno, manteniamoci leggeri. Chiamate Antonio!
Ma se può sapere poi con il mattino la muccia con la merentiera? La collega te l'ha ammucciare, sapete non me la mettisse e tu scoitai, Ugo. Ragione avevo, tanto. Scusa, a prendere la siega, ci deve su un po'. Ma fa passare tante vecchie a controllare chi. Caro Ugo, vengo di quanta che sei qua in questa casa, vai migliorando. Isso Burubietto si chiama Ugo Nacina e facevo vino insieme alla sua frase. Pienza sempre femmine e anziché da maniaco. Comunque, siamo che si scoita appena avevo tutto c'ha a dire che mandava la pinnola blu. La pinnola blu? Ugo, calma, prima vedremo l'esito dell'esame e poi se ne parla, giusto? Piuttosto dimmi una cosa, Luciano, dov'è? Tanto non mi parlassi Luciano, un parlo più, un occhio cresciuto la distanza. Ma che tu stai andando a cantare la musica di Ciari? Non se ne può più. Ma chissà che se ne può, ma che fa, abbiamo qua? Ma quale riposo? Questa è a casa di un malo riposo! Senti, ma lei Padre Antonio sente, dico io Padre Antonio! Sì. Mamma è venuto picciuttietto da sta casa, ci sta facendo un regalino! non ci crederà ma proprio fa poco, oggi deve venire un cristiano a recuperare secca. Deve venire un cristiano, dice che è tutto un programma a perito di quanto è pimpante. Vero! È un ex fornaio. Che succede? Si sente male? Un fognato! Certo. Un fognato! A vedere il castare! Una dammiata sogna la contessa! Ma cosa ne voglio? Ma come Ma tu sai che perché ti faccio a vecchieria? Ugo è Ugo. allora Padre Antonio! Allora io mi faccio cubbietta, perché appena sono diciottendo che va bene dei miei figli si innamora di un mio Ci sentirà voi da quando si mangia, voglio un calzone, un'arancina, un sospettino e un quaitino di qualità, di qualità. Questo è l'ultimo dei quattro. Si chiama Luciano Panza e faceva il cantante lirico. Pensate che convinto che un giorno farà un concerto con Pavarotti. Quante volte me ne dire quello quando finisci di cantare? Voglio fatto l'applauso! Soprattutto le tue annunzi, amore mio! Luciano, tu ti viste che dormiamo alla salire? No, Luciano, sta cantando ma contista, canta ma contista, va. No! Ed è brutta e rivoluta! Di cannaruccia dove sta Basta, Moni.
Ora i devi da rincia che Enza mi prepara la colazione e poi se è nata pranzo e cena Enza mi prepara pesce e pasta con brodo di pesce. Meno male, a forza di mangiare verdura vuol dire là, quello mi stava dicendo tutta parte. Forza, cacciamo stanza, vai, forza! Forza! Aspetta, occhiali vicini. Luciano! Allora stai Luciano! Con te sta zabbana, con te, vuoi? Uno, la sei uno! Come fare? La cavata di Luciano! Padre Antonio. Ma che mi cuono? Enza, Mammutariezza! poi vieni qua. Ma Padre Antonio, ma mi dicessi una cosa? Dimmi, Ma sto pesce che ha cucinato Sannata, un? ma che vuol dire Enza? Ieri non ho comprato un bello pacco di bastoncini Findus di te. Aspetta, ma scusate, Padre Antonio, un pesce sui bastoncini. Che c'è? Io proprio la pasta non piglio. Ma c'è in finale tutte cose, ma chi bene che sa fare io non lo so. Allora, piglio un bello pignatone, anche più bella china d'acqua e ci metti il bastoncino di rincia. La fa cuocere bella a messere fino a che l'acqua ne esce fuori, poi ne esce il bastoncino e ci cala la pasta. Poi, visto che i bastoncini sono 6, ce ne do uno e mezzo l'uomo. Vabbè, ho capito, Padre Antonio, è meglio che va a preparare la colazione. Va a preparare la colazione tu, che tu inchi, latte, caffè, ci fa mettere una mano di spagna, ma non di spagna, ora ci penso io, ci attacca. Ma stiamo babbiando! Ma che cazzo facendo è chi? Vabbè, è meglio che mi faccio i fatti miei, se no mi licenzia pure. Siamo guerra mattinata. Ciao, tu sì, Jessica. Come sta? Ancora a casa va, giorni più. Ma non è ieri che già va più un cenno. Per una 700 euro, per tutta l'annata, qualche volta pure a notte, ma accontentato, non hai niente che fai. Suo padrino, non ti chiazzo con cennè, ma se ti trovo qualche cosa io a cucina, ricca te ne vai bello presto. Ma perché un parlicoto principale? Oh, scusami, ma quanto piglia la lavanderia? 500 euro, ma me la aumenterò appena mio marito. E io ti piglio 700, non è meglio che adesso qua. Ma, spai adesso suocero, ma... Se è vero, pigli chiassare mia, ma almeno io non combatto questi vecchi soliti e questo padrino per finta, che pure per confessare si fa fare. 50 centesimi a peccato, ma è normale secondo te? Amore, Jessica, tu sai che papà Ruocchio, non te lamentare. Ma quale parrucchia, chi tu fa passa sacchi a te, tu sei meglio mia. Questo va a essere l'ospite che aspettava Padre Antonio. Aspetta che ci va dato. Buongiorno, la stavate? Buonasera signori! Mi chiamo Giovanni Scampato e mio figlio me lo so cazzo! Piacere, Enza Melodia. Uno capo buono, signori, a me mi potesse con un capo buono, che dici? Melodia. Ma chi ha il sura, signori? Ma sora che cosa? Non mi darò buono, ma io a lei chi c'è dare? Magari facciamo qua, posso capire, ma ora chi c'è? A lei? Lei a me non mi va a dare niente. Cazzi. Cacciamo una Padre Antonio. Ma manca arrivo chi sta buono, ma lo dia. Ma anche arrivò e già cominciò. Senti Jessica, io la chiamo a Padre Antonio, è meglio che ci vai che ci dai annato. Vira a Cristo. Ma vira a Cristo, ma per che cosa veritamo, Signora, mi dicesse una cosa, ma lei pure sa recuperare, rende sa tu, no pecca. Ma quale tu? Non vedi che sono mio giovane, mi andate a vedere a mia cucina. Che vuole, ma scusate, sì, io ve ne caccio io più buono. Purtroppo con l'anno persa la sensibilizzazione delle arti di sopra, ma soprattutto delle arti di sopra. Se si cambia di chi tu che ci funziona a lei non mi interessa proprio neanche. Ma per a schizzo, quanto me ne vai? Com'è che mi cucina ne ci può e carinci ancora non lo so. Facciamo togliere nessun
là così, e chi ci resta? Che fa? Ho fanneo. Io ho tutto cosa addormesciuto e spacca sta da bene. Carissimo Giovanni, benvenuto nella mia umile casa di riposo. E chi sto qua? Lei qua? Come ne so? Sono Padre Antonio, il proprietario di questa casa di riposo. E tu sei mio fratello. Una cominciamo che io fratonnare, solo suono, mi sto confondendo già carino. Siamo tutti fratelli. Va bene, dai, iniziamo. Facciamo una bella scheda d'ingresso così poi ti assegno la stanza, va Ma bene? quando aspettiamo che io già segno il sangue, Il sangue mi pare sempre. Va bene, allora, iniziamo. Nome e cognome. Mi chiamo Giovanni Scanta. Oh, Scanta. Giovanni Scantato, di anni 87 e 11 mesi. 88. 87 e 11 mesi, no cominciamo, 88 sono io grannoso sono. Va bene. Che lavoro facevi, Giovanni? Facevo qui in là. Onestamente ero numero uno, come allungavo Toscanino io, ma allungava noi. Come allungavo Toscanino tu, a me non mi riguarda. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Giovanni, dove stai andando? Che volesse lei, andiamo avanti, andiamo avanti. Ma che c'entra? Che c'entra? Andiamo avanti in senso lato. Giovanni, vieni dietro. Ma ne come più io? Insomma, le va a pigliare per festa, mia, non capito? Andiamo avanti! Andiamo avanti, un minuto amico, mi date mirate. Giovanni, andiamo avanti con le domande, un minuto. Ora pigliamo in dove, tu stai dicendo Ma prima. dove vai? E cancio che serve poco. Andiamo avanti con delle domande un po' più intime. Sei incontinente? Ma però la segno un po' lì, è un nuovo romano. Giovanni! Ma capisci? Ah, piscio, sei lo Pannolino. Sono pannolone. No, pannolone, quando era giovane, ora abbiamo abbasso pannolone. Un'altra domanda. Sei intollerante? Efficienza di quasi con l'intolleranza. Giovanni, sei intollerante? Un po'. Ma che vuoi dire un po' con po'? Ma che vuoi dire intollerante quando faccio l'entità tecnica elementare? Che vuoi dire intollerante? Voglio dire, puoi mangiare tutto o c'è qualcosa che ti fa male, qualche cibo? Ah, ora lo capivo, sai, a banana mi fa bunciare tutto. E pure i bastoncini finto se mi fanno bunciare. Va bene, vuol dire secondo me, caro Giovanni, oggi una bella giornata di dieta, male non si fa. Ma non già si mi mangiare, va bene. Teniamo i valori, va bene. Ma mi dice una cosa, ma carino, in questa casa c'è un dottore, se mi avesse a sentire male, sappi, io un po' spesso mi sento male. C'è un dottore, caro Giovanni, che non può venire, però vedrai, ti farà una bella visita. Va bene. A posto, abbiamo finito. Adesso, per iniziare, diciamo, una piccola quota di anticipo, giusto per i bisogni della parrocchia, 1.500 euro. Ma picca si piglia chi? Sono 1.500 euro. Ma figlio mi ha detto questo cosa, dice dai, lascialo al suo padrino, dice. 1.500 paga Antonio. Va bene, a posto, va bene. Adesso chiama Enza e ti faccio accompagnare nella Monica stanza. mi chiede qui cartone troppo il santo. Enza! Accompagna qui l'amico mio signor Giovanni nella sua stanza. Sì, padre Antonio. Signorina, c'è con una cosa. Io vado a Rinza, ma poi, e le mie c'è la melodia perché non ci posso fare proprio neanche.
chi inizia capendo più niente, me lo dia, me la do, me la tengo, me la tengo. Isso secondo me ve lo piccano. Oh, prego, a bellezza! La freschizza lo dottore Catania! Ma sei nata che fa anticipo? Padre Antonio, ieri appo un controllo di laser. Possono sapere perché scrivo tutti questi medicinali a quattro assistiti miei? In che senso, dottore? In che senso? Ce ne può io senso. In pratica hanno sospetti che noi truffiamo l'ASL. No, caro dottore, truffare è peccato. Assai, noi facciamo lievitare le medicine, ed è un po' diverso. Padre Antonio, non può essere più, noi cerchiamo di mangiare una regolata. Poi essere, no. Sette l'anno no. Ma vuoi dire, ora che c'è aiuto buona a tutto a posto, ora che cosa incomincia lei le 17 anni. Vabbè, io gli spiego una cosa. Se lei non scrive le medicine, io la farmacia dice che tu non ce ne puoi, giusto? Di conseguenza, la farmacia a me picciolo un mennerone. Io a lei picciolo non ce ne posso dare. E lei alla sua amante picciolo non ce ne può dare una bocca un parecchio. È tutto un filologico. Padre Antonio, lei però a parlare più picca. Ma lei sono mai che sta ripuccia arrivare chi mia moglie? La colpa è mia che mi confessavo con lei. Dottore, chi si so per lei, dottore? Ancora, devo a un vecchio. Che è tutto un programma! A chi ci potuto scrivere la qualsiasi, l'ha capito! Cioè, in questa casa arrivano sempre i miei. Vabbè. Vabbè, io vado a busso, ne vedremo più tardi. Vabbè, la salute. Arrivederci. A fare un babbo Natale, poi se aspetto piccolo la destra a sinistra. Mi sta ignata, guarda. Buongiorno! La gioia mia, come stai? A posto! Che ti chiamo qualcuno? Sì, la nipote della contessa, mi disse che sua zia vuole farsi l'ugna. Lunga. Sì. Però io prima voglio parlare con lei. Con mia? Le voglio confessare. Stiamo a confessare. Perché per ora io stanno pensieri maligne che mi passano per cervello. No, quando c'è maligno comienzo c'è Padre Antonio che lo scaccia confessiamo, ne pigliamo caro formaggino. Però bello piezo che hai segnato non sa chi che fare. E quando mai? Quando vai a confessare io, lei ha sempre premura. Io premura, però a te non ti faccio pago, sentite qua, 50 centesimi ogni 10, un peccatino mai. Grazie. A te gratis, gioia mia, sì. Ancora. Patapim, patapam, pataram, param, pam, pam. Ok. Dimmi i tuoi peccati, chi pensieri maligni facessi? Padre Antonio, io i miei pensieri maligni invece sopra lei. Su di me? Sa Perché? perché lei la gioia che merisse, che aveva licenziare a da sguagliarenza per pigliare sa mia a travagliare il carincia. Non si sguidasse, non so come fece ma c'è E come faccio a dimenticarlo, tua mamma? 20 anni di onorata carriera come perpetua. Però, cara mia, se tu mai che poi si ammalò e un po' ti travagliare più, qui non è che è mia, E poi ricordati che quando ho assunta Enza, tu eri ancora a scuola, se no avessi pigliato a te, giusto? non capivo, Padre Antonio, ma io ho bisogno di travagliare, io campare pure a me madre, e come lei sa, io faccio un naio. E se non lo faccio io, che lo deve sapere? Ma poi dico io, vorresti sapere perché sto tranquillo non abbandonato? Io c'ho domani a me madre, e mi risponde che io sono mio figlio peccato. Lei che è padrino, la mi sa sapere non so cosa significa. No? Lo so. Certo che lo so. Allora, ragioniamo. Tu come fai di cognome? Ada. Adamo.
Adamo che è stato il primo uomo sulla terra, con chi caso fottiamo la gemonezza e quindi è stato il primo uomo che ha fatto il peccato. Tu, essendo che ti chiama Adamo, sei figlia del peccato. E tutto il discorso bello, giusto? Ma che sta vogliando fare un po'? Faccio solo, casi la vittoria avanti, ma ce n'ha tante di più temperate, faccio stanno quando la faccio quanto malone! Mariella, sei sotto la conversione. Ma non ci vuole. Vabbè, ora io ti assolvo dei tuoi peccati e tu, come penitenza, ti dici 30 Pater Nostro e 20 Ave Maria cominciando da essa. Questo ti vedi più di più. Ti assolvo, patapì, patapà, parapam, parapam, pam pam. Ok, però non devi fare più pensieri maligni sopra di me, va bene? Vabbè, ci provo. E ora ti chiama contessa, ma così ti buschi un euro. Ma quale 20 euro, Padre Antonio? Chita, sembra una 5 euro, c'è dire pure grazie. È bello ticchia chissà, è proprio una ticchiata. Pensa? C'è, Padre Ma Antonio. chi sticchiola così, va? Ma io stavo cavagliando, Padre Stavo Antonio. cavagliando. Ma le capità chi sta? C'ho parere, sanno? Devi per confessarsi ora. Senti che fai? Va a chiamarci la contessa che sa fare l'unghia e poi spaggia la voce da rincia, poi se ne che c'è qualcuno che sa fare l'unghia, va bene? Va bene, Padre Antonio. Lo vedi, cara Mariella? Io ti voglio aiutare, però mi devi dare tempo, calma. Capivo, ma io voglio sapere quando è pace. E lei mi va aiutare. Vabbè, però non è che ti affessare ora, non ti preoccupare che se lo so te lo dico, va bene? Guardami secca, io sogno, Mariella. Mi dici, sono venuti a fare l'ugna. Manco io. Io mi ho chiamato e non ti avevo bisogno di niente. Ma cosa ti fotte? Ma allora, se da così me ne vai. Ma non stai che lei non me la fa. Ma com'è? Ora ci disse non mi vuole fare, non te. Ma lei com'era? Ma poi io volessi sapere, ma lei che giornista ne ha fatte mia? Io chiamo Enza per fare l'ugna e Ingrid la manna, ma siete tutti studiati Che fa? Ma... Ci aumenterà la redazione dei primi, chissà fa sempre andare come un guidaro. Se ma tutto questo io non capivo che fare. Assettati e fammi a minchiora. Vabbè, piglia butta la scala e ci ha fatto tutto. Annaglialo, vai! Padre Antonio! Come va? Troppo bella, alla grande! E Bonolotti, come sta? E no, facilante le fai! Bene. Padre Antonio, io c'ho a dire una cosa. Dimmi, Luciano. Io nella casa metterei le spalle. Sì. Ma che dici, Luciano? Smettila! C'è qualcuno che trama contro di me. Sì, spiego. E saccio pure quello. Un borracino, un maniaco, senza. Io mi vuole fottere la zita Nunzia, l'amore mio. Ma lei come si spiega che un uomo affascinante come me che ha girato il mondo, vuol dire, il manco da lì, il adesso maniaco, ce ne puoi? Ma chi dici tu, caro Luciano, devi insistere col torto, Ancora, ci cantava una canzone, da me composta, la poesia. Ma va bene, sì, Sì. Ma fammi il movimento. Pensa che è bello. Musica, maestro! La donna è un mobile, i per risulta, son ti canzini, la chiara e sopra, e una guardara, ricento chila, ma io a pienso, la mattina si
ma soprattutto romantica. Infatti. E io che te dici? Ma zeccolate un po' là. Vuol dire, ne devo scrivere forse qualcuna più romantica, sicuramente. Tu ancora. Ora, ci vado a pensare e me ne... Ah, a proposito, Padre Antonio, mi ha scritto Pavarotti. E ancora non ce ne risponduto. Se ci può dare questa. Va bene, ci pensa lei. Ci penso. Oh, Luciano, l'amico mio. Ora ci aspetto. Ok, io vado a scrivere, a comporre. Parlami d'amore, non sia tutta la mia vita. Sei tu. Ma vedi la confusione non ci riviene. Sogno non ha avuto di fierro. Meno male che pagano profumatamente. E io ci vai che passi davanti. Finché una funna stava in casa. Sì, tutte Mariella. Una maniera cavalca. Io voglio vedere pure. Ma vuoi pronti? Certo, se facevo un bello giro capogallo e se ne film nei capogallo. Amore. Quale va? Ma lei pure, Padre Antonio sempre. Padre Giuseppe. Ma come vuoi a finire? Io ti dissi, che tu cuida, che spicciare, a fare piesso, tanto a vira a chissa, come stivano carute, ma cosa ci metti cemento in mano a San Giusto? Ma zia, ti ne hai visto bene uno buono niente, così ti devi l'avance. Non si preoccupate che stai finendo ora attacco con lei. Oh, una cominciata a dire però, Oh. Ma Giantanio! Sì. Ma mi dicesti una cosa? Ma come vuoi a finire con Kiddo nuovo? Vieni! No! Chietto che vinne, e da riccia che sta dormendo. Sì. Minchione! Sta dormendo! Io che la curiosa di vederlo! Sì, peccato. È donna! Appena vedo tante chi. Picciottetto è donna! Ma! Scusate, dici che c'è chi deve chiusa l'ugna e un uomo che ce l'ha incainato, come vuoi che Antonio! Ma mi diceste che hai chiesto che durante la viene Ma cosa ti perdona, Antonio? Che è venuto un capito! La macchina che cade non mi può contenere le cacciuola! Che disperazione! adesso chi fa? Ma che fa bacca? Perché gli ha costato male per i riccare, va? Che è tutto su? Io capito, ma c'è arrivato qui! Ma Antonio! Io di sta casa! Sta troppo un anno! Mi vai, È buono cosa mio Mario! Ma io non capisco una cosa. Ma nella casa di riposo vuole un picciotto di 30 anni, io non lo so. Io finivo con testa! Hai meno sta vuota! 10 euro mi potete dare! Ma puttini se stai facendo? Io ti posso dare 10 euro e dai più troppo! 3 euro! Niente nemmeno 3 euro se piglia Bologna! E se va a fare tutti i 5 su 15 euro! Ma le canate e le cane dei quasi a te me vedo, come invece lo Bologna! Ci voleva fare, con queste belle tutte bene c'è ingacciate chiave! E a chi sta? Appena mi mandato a Maria, la vanno a fare... La lascio un poco di consegno sempre picchiarie adesso. Sai, quanto me ne voglio mangiare in Bassanela! E lei, non si squida di mia! Arrivederci! Come ho fatto a pigliare io? Ma si può sperare faccio gocce pure io, onestamente! Pare facile la vita di un padrino, non è così facile come tutti pensano. No. Poi a combattere con chi, proprio... Vabbè, io ti stanno dormendo. Veglia!
Comincia a scantare, ma come scimonetto? Non parlare. Me levo capito perché lei sapete che stiamo venendo un capo. Prego, Pina, buongiorno. Buongiorno, padre Antonio. Me ne sta trovando la ragazzia. Scietto, lei lo sa che io ognuno senza avere la mezzia non ci posso stare. Non ci puoi stare. Non è la bicchiaretta mia, non è. Come stai, zia? Ma io così in buona compagnia, zia. Tale, si finisse per fottere di me pizza. Io da una ora pago 20 euro per fare l'avventura. Zia, ma come te le dire, mia, i tuoi piccoli non mi interessano, zia. Io ti voglio bene e basta, senza nessuno scopo, zietta mia. Per cuore. Ma me ne c'è una cosa, ma per caso che so figlia, non si fa lei, vuoi dire? Io figlio un naio, chi stemme, nipote Tina, a sangue suga. Però diciamo noi è l'unica nipote che viene a trovarlo spesso. Alla stessa parlare, padre Antonio, alla stessa parlare che purtroppo una vita è così. Fai bene, che la vita ne viene? Eppure ci posso dire una cosa, signorina Tina. Pina, mi chiamo Pina. Ma su cosa, signorina Tina? Usa che hai un figlio schietto che cerca moglie. E lei potesse fare a caso suo, perché non mi maritata, ma a me mi piace, lei sa. No, grazie, sono interesse per lei, che tanto io già sono impegnata. Se, un settimana sa. Ma poi che settimana? Su Virizzi canciasso opinione, è un masculazzo con tanta esperienza sulle spalle, zia. Ieri carabina, perché ci vuole un bel mascolo, te marito e tasse insieme, sì. Chi dico pure io, padre Antonio? Vuoi dire io 40 anni a picca stai facendo filina? Di mia, ti puoi ammanettare tanto io un regalo, non te ne posso fare, no? Mi sta capendo? Un cinnè, piccolo, un cinnè. Zia, ma io pretendo niente, tia. Io voglio solo a tua casa. Tanto ormai tu sei qua, che ti vieni a fare? A te nella chiusa, da bella casuzza, non peccato. Non l'ho tolto io, non l'ho tolto io. Un vieni perché vieni me ne puta, un vieni perché vieni. Scusasse, ma lei qua Sempre pagando. Eppure ce la posso dire la cosa. Lei è proprio balzata, signorina Pina, è balzata. Per te non lo regala così si da Pizzani. Ma prima la facesse muovere, poi sa piga sta casa. Ma fosse buono che volesse prima tu, fosse buono che volesse prima tu. No, vuole prima messo tu. Da chi suo? Ma perché non si fa un filone, non si fa sto buttato di fame, che si misca, nemmeno scusi si misca. Tu vuoi la chiave? Tecca. Maria, zia, sono io per Maria che sono emozionata, mi vede i chiacchieri. Ma chi mi sarà mica per la porta? Sì, la toppa vecchia. Chi ci fece canciare la toppa e i chiavi dai solo io, di ogni annuccio. Sta maledare a casa, va affittatilla, Io ti dice la contessa, va a casa, va fittatelo. Ma ti posso sapere chi sto qua? È un nuovo ospite, Pina. Giovanni, scantò. Ma per non rompere i fatti della mia. Ma non c'è mai già vita. Vedi come è diventata, sei nata. È meglio che te ne vai, che poi troviamo un momento giusto, vattene. Padre Antonio, io in sta casa ci lasci fare bello presto, perché si da più è lui che io me le spalti con la voce se nipote, lo suo marito, caretta, non ce ne fotte niente. Trovarsi una scusa per mandare a me zia da rincia, che c'è fare una proposta. Carabinieri, ti ringrazio per la proposta, dico però tu ancora diciamo che quattro fila mi mangia. La carne è carne, però senza padrino sogno un po', è giusto. Ma Antonio, ma che capisci?
io. Io c'ho fare una proposta di picciole. Enza! Signorina, lei può andare perché la zia ha bisogni fisiologici da espletare. Sì, io me ne vai, zietta. Stammi bene, dammi una vasata, zia non mi cuore, ciao. Un bacio di giura mi sta dando, un bacio di giura! Ma come è suonata? Sono puta fina, ma so quale giuda, ma come è suonata? Ma lei si vuole fare i fatti sua, si vuole fare i fatti sua! Chi c'è, Patantone? Allora, porta la contessa in bagno che deve fare l'atto grosso. Va bene. Contessa, è l'ora dello svuotamento. Ma io non ne fare niente, oh, non ne fare niente! Ma cosa le pazze va? Ma è cagare, ma non riesce a morire! Ma che ce l'ho detto io, Contessa? Ma mi dice sta una cosa? Ma tanto mi dice sta... Ma la contessa, sto fatto che va a fare? Come? Nevo robbia? Azzurro, cavallo. Vieni qua, ora fai una cosa, vieni con me. Pica tu il giornale, sta a 7K e te leggi il giornale bello tranquillo. Ma io sto atto, ma come la fare sto a tirare lì? Ma io ero giù a sto atto. Ah, siesta non si muovere, e fatti i fatti tua. Vieni qua, caccio Pace Antonio, io cristiani tinti nella mia vita, ne ho conosciuto tanti, ma come a me zia mai, Pace Antonio mai. Mai, non ti preoccupare, andiamo il dunque. E che tua cosa si tratta? Ma chi era manzacchiddo? Ti devi imbambito, puoi parlare, non ti preoccupare. Tu dici lei. Allora, siccome lei, in funzione di prete, aveva capacità di convincere i cristiani, se lei mi fa intistare a casa di mia zia prima che da chiudere gli occhi, io ci regalo 5.000 euro. 5.000 euro? 5.000 euro? Ci pare una picca. Allora, 10.000. 10.000! Facciamo 20.000 e non ne parliamo più. Come si suol dire, fai bene e poi ce le a parrini. Carapina, fai conto che con la mia opera di convincimento da poco puoi ir a carriare, non ti preoccupare. Speriamo bene, Pace Antonio, perché io, mezzito, ci dissi che già sogno proprietario della casa. E sì, dove non sapessi con nebbiero, mi lascia tempo seconda, Pace Antonio. No, non ti preoccupare, tutto a posto. Cosa sta facendo Filippo? Ce la posso dire una cosa? Pace Antonio! Vai, Pace Antonio, me... Lei come potesse picchiare la vostra da rincia un bel oriento all'esame? Scusa, ma fino ad ora che ha fatto? Lei fatto 20 sabote, cosa fa? Ci capisco io, Pace Antonio! E che ha capito? Ma che capivo che voglio lo voglio fottere la contessa, dico. Puoi stare tranquillo che hai capito male, vivo una salute e c'è un tocco. E poi un signore da mi sa castellare se è vero che sei. Guarda come va a fare, Pace Antonio! Ma come a fare voi? Caccione con io, mamma. Ma come a fare? Se lei mi fa stare sopra se già e se me ne togli la segnalatura 1500 euro io, non pago. Ma che fa? Sei Giovanni? No, non fa 1500 euro indietro. Un po' io. No, che c'è? Contessa! Voglio consumata, Pace Antonio! E fine di 1500 euro. Ci razza, non dice che si sibi! Caccia la sei. Vabbè. Però se padre di Rugno le Monzoni in anticipo. Un'altra cosa ci voglio dire. Io stasera voglio mangiare pesce a spada, voglio mangiare. Ma il solo non va piglio pesce a spada. No. Contessa! Tanto, pesce a spada. Pace Antonio, io me ne voglio. Mi raccomando, ci facessi mettere una firma bella grande, Pace Antonio, bella grande, ce la va a fare mettere. È bello presto, mi raccomando. Va bene. Arrivederci. Amore, la vedo così.
Eppure ci poteva domandare che sai, come fai? Ma com'è che ancora il dottore non è venuto? Ma dimmi una cosa, oh! Ma perché sei a costare la canta? Che si mangia muoio? Ma cosa facciamo muore? Oggi si va a caccia! E tu da costare? E un fucile non devo! Ma che c'entra un fucile? Io vai a cacciare. Ma che gente sono? Mica conosce! Queste sono le certe femmine! Ora carizzi i femmine pure a gente! Niente, non ho capito niente, io vai a cacciare femmine, no? Ora c'è. Hai un appuntamento con una polacca di 40 anni. Una polacca? E chi c'ha fuori con la polacca? Ci gioca a nascondi. E tu sai mucce tutte robe? Proprio protezione, così capisci o no? Non mi hanno tutto ancora. Ma perché aspetto tutto da la polacca che c'è sotto tu? Ma io non ho capito niente. Ma dai la pennola blu, la polacca, stai capendo? Ma perché non te la cancia bene con me? Che stava un'amica che ha finito un mondo. E per cui sapete non mi piglia, lo sciroppo con questo pensiero, perché tanto non ho paura. Ma lei sa diritto che è meglio, non ce l'ho. Ma tu come la pennola? Ugo! Ma dove sta andando tutto intellecchiata così? Che si caghi a piacere la gente firme anche! Ma solo insieme! Non sai queste cose sono pericolose per te! Pericoloso? Voglio morire con Tianti. Amore, per essere a pino, che se ne dai, tu se ne va la nacia occhio. Ma tanto, ma che fate? No. C'era sta picchiata, che tanto... Caro Ugo, tu sei un peccatore appena viene da confessare. La picchiata. Chiamiero ci aveva pensato! Ecco qua, Ugo! Questa di qua la devi prendere un'ora prima del discorso! Mi raccomando, eh? Un'ora prima! Ecco! Ma che calcio con non era proprio. Hai visto che efficace? Vai tranquillo! Vabbè. Me ne vai che già è taglio. Vabbè. E poi è tutto nato occhio. Lo saluto, non avremo più taglio, eh? Dottore! Chi sei chi do nuovo? Vogliamo farci una bella visita insieme, dottore! Oh, Allora, lei si chiama Giovanni, vero? Allora, ci sei, andai a signor fuori! Ma dimmi una cosa, ma cosa accusa? Che cosa accusa caro dottore? Cantora! Ma cantora le puttane! Eccolo Pagantone! ma bravo Ricky, non è come pensare! Non te ne stavi? Per la visita. Di che cosa soffre? Ma poi se facciamo prima dire che cosa è con sopra! Dottore! Aveva bisogno di tante medicinali, aveva bisogno! Arascio, c'è mangiare arascio. Prima misuriamo la pressione. C'è cariata! Ma dottore, ma sono un dottore! Ma mazza mi sono non ho usato! Mira che sono poca inizio! Pagantò! Che siete su 70, ma che c'è scrivere? Isa! Io non picciottello! Isa! 180 su 100! Ah, questo mi amo già! Capi che abbiano una persona? No, sono sciroppo che vengono a fuoco! Non è la persona! Ma io la guardo solo le mani! Ma? Vabbè! Controlliamo pette e spalle! E vediamo che come! Ma sicuro sapere a fare un dottore! Gli spalle a posto! O cuore! E stasissolo! A te niente! La mia! Aria ne fa! Ah.
Perché la guarda questa non mi chiede a così, morire. Ma tanto, la voglio io e ne facciamo signore tu. Ma che la chiesa, ma che? Dottore, allora scriviamo! Sceruo Pupino, l'iniezione! Adesso c'è a dire Padre Antonio! Lascia, Adesso c'è a dire no! invece tu dottore, lascia che iniezione, perché io quello bordato, che mi faccio male. La mamma! Padre Antonio! Chiama su dottore! Non posso cantare! Dottore! Addosso le cazzo! Non posso cantare! Ma... Non sappiamo c'è la gola! Aspetta solo, io sogno che possiamo come ne dire, guarda, alzare a sentire chi sempre che canta, si mettesse una patata a bocca, Maria! Che stai? E passano tutte cose! Ma quale stai? Che ci vuole l'antibiotico, dottore, l'antibiotico! Dottore l'antibiotico, basta che io posso cantare, perché io senza cantare non posso risalire! Ma... Padre Antonio, non può essere più canna che stanno tutte roe! Ma chi sta dicendo? Ma questa città fotte qualche la stanno a pagare annuale, ma che sta scherzando? Uè. Come finì, Padre Antonio? Come finì? Si farà, filmò! Troppo pia il suo film. Ma che fa per lasso solo a tutte roe? Perché? Ma che? Ma dottore, a ferire è tutto un equivoco. Ah, un equivoco! Padre Antonio, mi razzichiami la casa? Pure di camera a casa! Ma non è che parlino lei! Oh, dottore, io sono padrino, ci sei che è un equivoco. Ah, lei lo chiama equivoco? Io lo chiamo con nome un uomo! Vabbè, me ne vai! Cose di pazzo, va! Cose di fotteria, oh. Ancora troppo pieni, è vero che ci disse pieni, ma non subito. Sì, Padre Antonio, ma io tempo non ho più! Si da muore, io sono consumata, ma lei lo capisce! Ah. Ma che muore, che è migliore mia, che va a morire. E poi l'interesse è mio, stai tranquilla. Come riesce lei, Padre Antonio? Mi raccomando, se ricordasse la firma, bella grande, Padre Antonio! Bella grande, così, vai. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci. Ma che fa, Lucia? Che è diventato un vecchio come lo tempo. Ma che dicevo che... Padre Antonio, ma va a fare un favore, ma va a confessare bello fiesso. Che caso senza abbossare. Per me se mi infila e poi pure confessare da piedi. Senti cara, stai chiaro, non ti confessare perché tuttia non ci guadagno niente. A parrocchia non ci guadagna niente. E quindi... Ma è un suo dovere, in qualità di prete, confessare quando non avrebbe bisogno. A confessare? E allora aspetta. La ricorda la tariffa, 50 centesimi a peccato. Quante peccate hai? 11. 11. Lei ci sono un in omaggio, vabbè, dammi 5 euro. Vieni, Vietta. E patapim, e patapam, patapam. Dimmi due peccati. Padre Antonio, una lavanderia, mentre infilavo un pantalone e una lavatrice, una taschera a rieri, ci trovavo 50 euro. E che facevi? Parlando con lei, onestamente mi fottevo. Onestamente però ti fottevo. Senti qua, bella mia, chi sa un peccato di 50 euro, no? Anzi, abbiamo fatto lo sconto 25 euro. 5 euro me dai, se non me ne 20 euro, che stiamo a fare? Sì, però lei ha a calare i prezzi, se no la prossima volta me ne vai a una banna. Eh no, la tua parrocchia è questa, io lo faccio per te, ti faccio pagare così tu non pecchi più, ti viene più difficile peccare, hai capito? Ma poi fossi curiosa di sapere chi peccate fa lei e con cosa si confessa, sapito quanto paga? 11° comandamento, fatti i fatti tuoi. Fai chiddo che te dico io, ma non fare chiddo che te dico io, hai capito? Sì, ma almeno mi facessi un favore, non dirci niente a me cucina, perché se ci va ricchi a me suocero sogno consumata! Ma che sta non sommisce niente, ti assolvo dei tuoi peccati, e patapim, patapam, papapam, pam. Arrivederci allora! Arrivederci. Padre Antonio,
Chi c'è? Finissi che finire i detersivi. E ora come faccio i pulizio? Con l'acqua, una canuccia l'acqua. Padre Antonio, io ci dico prima, sempre nell'ufficio di igiene, canni, pacchioni. L'ufficio di igiene, nella casa di Gesù non me ne mai notto. Tutto ci va dopo e tu vai a cagare troppo pausa già ti pigliato, Poi vai. ti stamattina come faccio tanto. Acqua, vai, attigli te. E beremo pure qua, la fa pure un vino. Amore. Buonasera. Buonasera. Bene, che fa? Si deve ricoverare, cerca qualcuno, si deve confessare. Allora, io intanto sono venuto a trovare a lei. A me? E poi forse è lei che si deve confessare. Ah, che confratello, pure sacerdote. Piacere, padre Antonio. No, forse non ci siamo capiti. Io sono Alberto Quadrato. Quadrato. Come l'occhiale, Quadrato. Vabbè. Un ingegnere del comune. Non mi crede? Non mi crede? Qua c'è tesserino, l'hai visto? Ingegnere del comune. Ingegnere del comune. Ma scusa, io chi c'è in confessare all'ingegnere del comune? La costruzione illegale di questa casa del riposo. No, caro mio, questa è una casa del riposo legalissima e c'ha tutti i documenti a posto, quindi lei sta sbagliando di casa e potere. E invece no, caro mio, perché quando lei è andata al comune, che ci ha presentato la domanda, c'era scritto che la costruzione di questa casa doveva avvenire almeno 100 metri distante dalla sua parrocchia. Lei vuol dire invece ha costruito proprio adiacente alla porta sul retro della chiesa. Ma vabbè, ma chi ce fa? Chi ce fa? Ah, poi 20 metri in più, 20 metri in meno, ma che fa? Sì, ma chi ci fa, Fessari? Ma chi sta incucchiando? Lei lo sapeva benissimo che il comune accanto alla sua parrocchia doveva fare passare una strada che collega via Mozart a via Beethoven ed esattamente a via Luciano Pavarotti, così si deve chiamare la strada. Luciano Pavarotti. Signor ingegnere Quadrato, facciamo una cosa, la costruiamo 20 metri più in là e non se ne parla più, va bene, che devo fare? Ma sta scherzando? Ma lei lo sa che significa 20 metri più in là? Chi ci sono progetti contro progetti fare i cristiani rinquetare, tu pure a casa, chiama chi tu rinquetare. Oh! Ma che è sta fuddi? Io con calma però, e non alzi la voce, io la denuncia, ma chi sta? Ma impossibile veramente! Ma chi c'è qua? Oh! Sta casa! Oh, fatelo, la spio. Questa casa la posso avere solo un miracolo. Perché lei può fare chi vuole, ma prima o poi noi la batteremo. Ma che sta scherzo a battere la casa? Ma poi il comune aveva detto prima o poi costruiremo una scalasciata. Chi ci è? Non la battere. Sfortuna sua, questo poi è arrivato. Senta, a me si spicciasse a sgomberare prima che arriva la giusta che ho sentito. Ma mi dico un po', ma io si può fare vecchiariette, non ne mi metto. Mischini. Il vecchietto. No, aspetta, poi sciugante. Non lo so, mi vuole buttare a mia casa, che dici? La sua casa! Grazie, la sua casa! No! Oh, ma mia che la battuta cocca! Yeah! La mia casa! Non lo so, E quindi? Guardi, io ci rogno proprio un suggerimento così spassionato, Se spicciasse a carriare perché caccano tutto così intero. Arrivederci. Vi dice qua, si spicciasse! Ma ci vuole in questa città tutti quelli, E il comune si va a piega chi non che ha fatto per 20 metri in più, 20 metri in meno. Ma io me la smuovo tutti i santi del paradiso. A me se a casa non me la fanno levare. A me il vecchietto dove lo metto? Il vecchietto dove lo metto non si sa. Mi dispiace ma non c'è posto per terra. Ma come si fa? Pensieri sopra pensieri, signore mio, come si fa? Stava in carriera che sta affondando, ha avuto iniziato finché la barca va, un baffo. Enza! Padre Antonio, da che cosa successe? A lei non mi dire niente, con fegato mi sta facendo acqua. Che popoloni! Allora ci viene a citosodina infatica! Facciamo un dottore! A citosodina, avvocato, E intanto si dice citosa epatica e poi non è questo. Andiamo a bolletta l'utile. 1644,3 €.
33. Manco sindacolando la caccia di votazionisti che tutti ci telefonato, capito? Hai capito? Ma mi dicessi una cosa, Padre Antonio? La bolletta non c'è scritta a cui chiamano! C'è scritto. E ora tu sai che fare? Ma chi a chiamare i gemmascole? E chi manna a dire? Poi capo! A chiamare un numero 166 26 69 un numero vai stato, signore me! Un numero vai stato! Ma come sa fa? Poi ti devo vai a piccanzoca il denaro, no papà Francesco che fa l'inserecca e ti chiamano un numero vai stato! Padre Antonio, io ci vacchiamo, ma lei si va a calmare, perché se no ci ci metto ruolo e mi voglio caschiettino, io questo ruolo. Va bene, per cortesia, va. Va chiamami. Ci vacchiamo! Ho letto un sussurro per una volta. Ma come va a fare? Ma perché tu no? Ma Gianzone, ma tu pensa proprio la perché? Che vuoi dire a tempo, ma tu tempi visti non si va? Benissimo, chi ci abbassa, benissimo, ma tu devi mettere in Skype, ma come ha combinato? Ma sì, oggi facciamo una bella cosa. Facciamo una bella confessione generale. Sì, io faccio domande e voi rispondete e non potete dire monsignorie perché siete sotto confessione. Ammazziamo qualcuno, ammazziamo. Peggio! Che succede? Antonio, ma se non si è, lei quanto ne ero? Ma chi ti ha dato un momento a babbiare? Un numero, andiamo a bulletta. 1546,103! Bentamati! Ora, guarda, ma avete a dire, che chiamò un numero vaissato, 166, 26, 69! Ma Antonio, che ne santura, ma se per caso non sento lei quanto melone? E adesso che un momento sbagli di Fabiano, fa un setto forse. Io? Ma che fa schiezza? E poi dopo che tu c'è questo capo là che non sono scannalato la mano. E allora forse tu? Ma Antonio, io sto scrivendo una canzone annunzia, nemmeno mangio, ma nemmeno mangio, devi mangiare. E allora forse tu? Che tu sai molto che sono fuori di ruolo. Allora forse tu? Poi, ma questo non è me. E qua? Ma questo è di ruolo. Sei vero? Perché? Contami! Mi stavo venendo a partire. A partire? Adesso mentre sento il dottore ronfolare. Siccome io sono una vera, avevo telecomando ora. Perché avevo telecomando e cominciavo a canciare. Canciando. Questa è una signorina che mi dice, firmati. A me. E tu ti fai che ti filmare? Come firmo? Ti filmare? Chiamami, aspetto te. A me, aspetta. Però vedi che c'è un numero che c'era scritto da sotto, 166 23 23 69. E la chiamo. A chiamare, e come finì? Ma come ci risponde la telefono che dice, sono bollente. Signorina Calabria, lavate come nata che prima. Niente. Mi sento molto per fare dice, ti prego, non lasciarmi solo. Non chiudere, non lasciarmi solo. Ma quando me signorina, solo lei e solo la signorina e facciamo lo sotto. Mi dice, sei vestito? Che c'è detto che sogno visto? Dai un peggiore. Levatelo. E tu ti fai se tu lo vai? Ma che scemo venuto per tanto? Questa signorina, se io volevo peggiare a due mani, non mi viene a bronchi. Sincerai, vuoi dire... Continua, tanto cieco paga! Continua! La cosa bella per noi. Mi dice, sono calda, mi sto toccando. Signorina, ma che scemoneta! Sta ancora lo tempo, vedo se no non vedo quanta mi fria! Allora a casa tua! Ormai, Ecco qua! che succede? Come scantavo proprio la moglie. Poi comincia a fare. Signorina che si dica che sta poco benedetto, ma la musica che mi sento di giù, mi dice scantare la muetto. Basta!
i dettagli lasciamo le piedere. Senti una cosa, che la qui? Poteva essere di sempre in camata, Scusami, levami una curiosità. Ma tu hai cominciato a telefonare? non dice mia. Senti uno telefono! Non sa niente, me ne stiamo appuntamento qui stasera vuole essere richiamata a dire. Stasera non chiama noto, perché cose sono due, prima un telefono d'accanto e poi te non un pugnon di essa. E ora si piccioli popate tuo, capisci? In esce Conquista! Poi che fa, che si vede? Poi che fa? Poi che fa? Uscimento idro pa. Ma tu dici vuoi tornare a questa casa con ne hai visto più un mo'? Lo scattavo. Ma tu mi dici come la tua? Piuttosto i cavalli sono i vostri parenti, ci dissero che anche un mese non avete anche. Antonio, ma non è che io ne annuncio. E poi, prima è parlare con il dottore. Io ormai per Antonio mi sono ambientato qua e poi io senza Nunzia non ci posso stare, non ci voglio stare, amore. Oh. Per quanto mi riguarda, mio figlio non lo so se muove la casa. E poi perché mi neghi? Io ho chiamato vecchio, perché mi neghi? Beh, sì, ti fate vedere la faccia mia, tante via. Cioè, a storia, avesse essere fuori di questa casa. Fortunatamente con le mie insistenze ho caidenate, visto che c'è il nuovo cuore che è caidenate, vedi? Ne fece dare un mese di proroga, sì! La contessa si sente male! Come si sente? Chiamate il dottore, ma sei preoccupato! Muri la contessa, muri. Ho lavorato ancora! Ma che morire! Ma spiccioli, tu... Senti che fa? Vanno il dottore a chiamare il nostro studio, va! La prima che filma non si deve dire prima che filma! Ma ci rischia prima a morire, va bene, morire, che potamo Oh, non che stiamo dando che potamo Giovanni Nunzia, perché la chissa, io che non sono volere meschina, io la voglio bene, Nunzia pure mio, dove sei? Ossia, prima nella casa troppo non ci vuole stare nulla. Ora che venite a vedere che devo dire tutte. Vabbè, va più che dice la contessa, va, veniamo. Oh, mi raccomando a tutte le Oh, non me ne può. Io, ma che la contessa come è la contessa? La contessa, Io mai è morta. La polacca come fai io capo? ho tuo conto, prima è parlare con il dottore prima. Ci vai tu? Ci vai io? Gli è stato tutta la notte da sveglio che sono un po' di saranghi. Ma non ci vai! Ah, ma lei è la tosse. Non è padre Antonio, non è. E da lì c'è la contessa che sta male. Ah, i miei preghiere fecero effetto. Allora che fa, non ci posso parlare? Ah, tu vai a chiamare lì. Vabbè. Approfitto che vai da lì e io chiari a te, va Sa, bene? vabbè. Sta due. Vabbè. Amore. Signorina, a che ca? Lei che per caso mi potesse levare i peli all'uno, sto capo? Schifo! Si facesse levare sua figlia! Ma io non ho figlia femmina, solo un mascolo. Poi fammi chiamarlo per quelli peli all'uno, mio figlio, no? Allora facevo una cosa. Mi date 50 euro più che ci levo? 50 euro a pe? Sa. Corto, sulla stamole piccina da casa. 50 euro a pe? Mare, che succede ancora? Che succede? Successi, padre Antonio, successi che a capo c'è muzzicona. Stai levando a terra un fuoco. Me mangi, sta cominciando a parlare. E che te rischi? Mi rissi che me piace in to spisso vestire bianco. Per mia, non io sape qua, è un movolerire. No, non ti fissare per cortesia, se io sapessi posso prima di dirlo. Ma tanto, la posso ne naco? Sì. Io già mi sparato io già mi sparato. A te 35, caro Fiatella. E poi, cara Mariella, per cortesia non mi darci pensieri che per ora c'è un pensiero fisso qua. Non sapessi che combinare.
Vanno a battere la casa, mi vanno a battere. Ma c'è picchi a battere a casa, ma chi non può ci rincia? No, almeno a noi non ne fanno niente. È finito, vaglio! Non ne metto io, un crescino erba e manco lavoro! Via, Padrantone, Che? che è successo? Come sta la contessa? va bene, raga, essere problemi i suoi. Perché a sera ci dice per pranzo per cena caponata, patate pugliose e scusami che ci pudduzza che avevano iniziato una pareia wine, quindi posso vedere. Che non è leggero se mangiare questa a casa, oh! Ma le cane che sei 90 anni, cosa si c'erano a mangiare? Ma io non lo capisco. Insomma, ma presenta la contessa, vai, ma a vedere come. Bravo, hai visto, dottore? Ma... Mi scusassi, dottore, era la sopravvenzione. No, non è successo niente, ma lavori qua. No, sì, boh! Dottor, sì e no, diciamo che lei è Mariella, la figlia della mia ex perpetua, come si chiama, Rosetta. Ah, la figlia della perpetua. Rosetta. Rosetta. Vabbè, va via la contessa, va. Che niente di male, ma a me chi si dove fare tranne che un dottore, ma tutto malo combinato. Dottore, perché mi felice e campi più tranquilli. Io mi divierto a sfottere i chiziani, ma divierto, specialmente a lei, a fottere a lei, ma divierto. Chissà mia, ma tanto un cipiti bianco con sto vecchio rimbambito. Quanto era Piuttosto, ma perché hanno a battere la casa? Ma che ne sa vincere in pianiere, quindi un comune dice che c'hanno a fare passare nella strada, nel carro, oh. Non ne potevano fare passare 20 metri più avanti. E chi tocca ci resta pure io? Ma bella verità, me ne vai, io faccio raccontare a me mangia, arrivederci. Arrivederci. Lei, ma l'avevi a dire prima che questa casa deve essere abbattuta, ora io voglio fare i danni. Andiamo a chiedere un amore e ti fa battere l'anca. Dammi i piccioli là. Intanto stiamo combinando qui quanto che pensa a dirsi in questa Ma casa. perché per questa lavoro, non mi figlia per figlia. A ringraziare, tu che sono mio padrino, se no un pugno di soldi la persona per nome. Come stai, Padre Antonio? Che succede è viva? Stai tranquilla, avesse un problema di stomaco, c'è il dottore che sta visitando. Ma a me non mi interessa di mezzia, Padre Antonio, mi scanto per casa. Anzi, a che punto siamo che filma? Ti sei sembrata il suo cacio, oh. Ma chi sto quando ci sono io sempre a mezza piede? La ma sto poitare, a me croce. Alepi, non mi dire niente, però la firma è a niente. Perché ha problemi più grossi la tua firma però. Niente mia, non Padre Antonio, problemi più grossi, e chi so? Ci dico io che cosa so. Guarda Ringia, se figlia associata con te sa la mette in mezzo e sa poeta. Ma chi stai dicendo, Padre Antonio? A pigliare a insieme le puttane, ma chi stai dicendo? Vieni, mi stanno facendo chiudere la casa e dopo. Ma qua che ci sta facendo chiudere, Padre Antonio? Qua che ci vado io? Un comune, dici che ci ha fatto passare qua via Luciano Pavarotti. Niente di mia, non ne potevano fare passare 20 metri più avanti. E che letania, pure io ci ho visto, pure Mariello ho visto, tutto dice. Io voglio i piccoli sognare il campo e ne va. Ma come mi posso portare a casa, Padre Antonio? Maria, mi finì un matrimonio, non mi finì. Che non scenno mezzito. Chi tu che volai da casa? Mezzi a che sta ricca un molissare. Ma che fare, Padre Antonio, che fare? Ma tu non ti conosci. È puro. Pensando c'è buono c'è, Padre Antonio. Ah! Ora chi te l'ha telefonato? Faceva come Ringia. Ma chi ti dà la pizzottina? Eppure pensandoci buono c'è, Padre Antonio. L'avevi presente un sindaco? Un segretario del sindaco ha una cucina che è maritata con cucina non mi faccio insomma. Usate che ci dico? Io mi faccio la faccia tu e stavo a fare questo. È bago comune. Ma chi fa comune, ma fa la cortesia, ma non è un certificato di esistenza in vita, almeno pure io sanno che ancora sono io che la faccio.
capito? Se tu mi fai conoscere questa cosa, io di tia, per firmare un contratto un po' più ma un centesimo, capisci? Padre Antonio, lei è un padrino che tutti volessero avere nella propria parrucca, Padre Antonio! Scusate se disturbo, scusate. Lei non disturba. La contessa, tutto a posto. Tutto a posto. La signorina Pina era venuta a chiedere notizia di sua zia. E io ci stavo dicendo che ci stavo dicendo. Comunque io vado a Rinzo a capire come sta mia zia. Va bene. Dottor, lei non ha pensato male di cristiana. Capito? Io? Quando sono ucciso mio capivo sempre cucchiato a tutte le ore, ma a me non mi interessa niente, lei può fare chi vuole. Oh, io mi ho fatto un padrino e basta, dottor! Che ho tolto? Vedi che sarà la contessa che è me. Ma chi c'è di Padre Antonio? Ci dice una pastore laser, c'è pure un Gaviscon. Ora Enza ci sta facendo un cristiano. Padre Antonio! Chiedo che ci stanno dicendo! Vabbè! Lei non ha idea! No, non te dire! Ma mica che sei 90 anni che mi caccia poi, Duzza Ciccerona! I romani hanno delle bastoncini. Meno male che io faccio pesce a spada. Vabbè, comunque io me ne vado allo studio. Se ci sono novità mi faccia sapere. Ah, ma tanto dimenticavo. Che c'è? Ma quella ragazza di poco fa, Mariella, sa se lavora? Perché aveva bisogno di una segretaria. Mariella, no, se fa qualche caviglia, fa lunga, sa più ci dico io, va bene? Va bene, allora me ne vai, deve vedere. Ci posso dire pure io, va bene. Va bene, lo stesso, uguale, fate voi. Dottor! Chi c'è? Senti io dottore, ma sempre così è che sei, va bene, ma che sei, ha lavato. Ma come si mi chiama la buona? Ma che ci ecco? Ma Martina, che stai lavato, ma com'è? Quanto con Cicciolietti mi hanno dato qui? Io capivo che questa pecciottene c'è qualche cosa che non va, lo capivo io. Ma poi un padre. Ah, felice, ti fai fatto tu la campecchiossa. Padre Antonio, ma è vero che tu che veniste in cucina? Anna che cara che santiesa? Oh, capisci sempre Cicere per fa sole. A casa del riposo, no a chiesa. Ma quale chissà? A quale chiesa? Figurarli! A questo mi cucina per dopo questi taglio per colpa sua. Per colpa mia, perché io ho fatto cadere a casa intera. Perché è colpa mia? Che è mia? Tua? Perché ho fatto una Tutte queste cose succedono perché lei si comporta male. Io mi comporto troppo bene, come a me non ce n'è padrino. Sì, infatti a me su oggi lo venne a sapere di 50 euro e solo lei ci può tenere. Io non ho detto niente a nessuno, Jessica, per cortesia, va. Chitto, non solo mi fa la lavanderia, ma mi fece la serie pure con suo figlio. Chitto ha messo solo a casa chi chianci, sangue mio. Vedi che masco che deve essere chi? Se lei non mi aiuta, ci ricambia sotto che mi aspettiamo 25 euro l'uno. Ma come ti aiutare? Ma tutte le mie, ci fosse qua aiutarsi a mia, ma come ti aiutare? Ci penso io. Sempre ti lavori guai, non ti posso fare. Lo sapete che fa, signorina? Venne fuori, come venne fuori poi, io mi andavo a fare un togo, la sostanza costa tanto lo cavo per donna, come fece la soggiorno con me. E quanta vegata si sta in questa casa che sia una cosa giusta caricissima. Io, perché essendo figlione, cosa mai non si fa scappare, e mi perdona, capito? Eppure non ci aveva pensato. Ora lo chiamo, lo faccio scendere dalla finestra. dalla finestra. Grazie, vi faccio sapere. Ma scendere, è staccare e muore, che so. Vuoi dire una bella verità? Puttrici 25 anni a picciottera, ma che ogni è isso? Vabbè, vuoi dire che ci sembrano far cattare una giochina di piscio spada, Sa cura se te faccio tu pisce spalla. A me? Contento!
Dai, stanno dicendo tutte fuori, ma io vado fuori. Ma comunque io! Ma Cristiano mi pensando bene, non ce l'avevo a fare! Pure io credo si sta morendo! Ma non ci posso stare a vedere stiamo facendo! Ma Antonio! Ma mi giurai Sant'Anietto, non pensi? La verità è, Padre Antonio, che chi se a nostra casa non ci fossimo tutti più tranquille. Siamo morendo. E io pure, onestamente. E tu fai di tutto. Antonio. Lo sape, Padre Antonio, lo sape che c'è a dire però. È una cosa che mi piace il suo cuore. Pure se io contessa una volta a vita, non mi sento troppo triste. Ma infatti mi sta cercando da a casa, che nel riposo suo paese mi sta È cercando. buono facisse, perché la veniamo tagliare tutto. Ci è tale, ci piace così, ci piace. Basta, ma ti colpa che è mia colpa. Eppure c'è dire una cosa, c'è dire una cosa. Perché ci ha domandato la velocità come ci ha domandato. Hai ragione! Tutti siamo combinato, c'è Ok, hai ragione. ha pensato, l'eroe! Ma chi ti chiama che Luca si chiama? Ma non lascia cos'è tu? Marcello! Quando la vedo morire, ma quando mi capita? Certo, tu poteva sparagnare nel cari tutto un profumo di mezzo a un tuo gabinetto. Vieni che ci metti sopra. E cacciati che azzurro! Ma che cazzo mezzo dai? Smonca però! A qualsiasi polizia dall'ingazza infernale che apre. Poi dici torna e diventa vestazza. Dici, poi non caccia risponde pure a così, zia. Che stai girando la gente? Che Ma scusatemi! E invece di sciarrare, me ne penso che avete a fare! Oh! Ragione ave. Ma io Zia, comunque... vivremo due apposta a nome numero 2. Sta bene, zia. Ma io comunque... Nina! Chi c'è, zia? Un tennerogno Un solo caso nipote si sta facendo ad operare per far abbattere a casa, pure lei a trattare così. Ma perché non c'è una in sta casa, che un castello, ma un testa, c'è l'altro. La verità è che chi sta un po' di pietra, ma la così. E tu hai un cinemetro di merda! Sciarrate, non è che me ne non sangue, di sciarrate! Finitela, finita! Siete picchiari e dovessero essere più buoni invece vi sciarrate! Eppure, ci voglio dire una cosa. Se sta casa non è canottiera, io firma Cianietto. Però mi dicesti una cosa, lei pure. Padre Antonio! Poi da contesta, Padre Antonio. Io daresti che ci metta firma. Perché oramai, sape, non c'è più niente da fare. La verità è chi sa, Ecco sa, può essere tuo signore in aiuto, ecco sa. Per favore, vada a banda, Ormai si è letta la voce. Con me è sempre, non ci vogliono essere più. E vuoi dire che ti hanno riposato un poco, oh. Chissà poi con me. Non ci vuoi pensare più. Ma con come ti viene io, con come ti viene? Tutto solo. Ma chi sapeva
sogno una bella cura, secondo me. Caviacchino! Ah! Caviacchino! Che direte? Ma che lettera d'amore? Un maniaco! Ah! E chi non ci ha parlato? Sai? Allora, vuoi tazzine? Ma tu verità che ci manca, ma che stemmiaco, venisse Luciano! Vedi che adesso tu a me non mi devi tradire, io sono pazzo di te. E poi dove lo trovi uno che ti scrive canzoni d'amore come te le scrivo io? Facci sentire chi da nuova. La faccio sia? La faccio sia? Ti canto una canzone nuova. Da lei Luciano se come a chiedere la voce vuota, proprio tu la cantare per niente, capisci? Oh, capisci? Canta. Ma per niente, che mi fa... Non sia, questo è bello. Senti amore, dov'è? Senti amore, dov'è? Lontan da te e morir d'amor, perché sei tu e m'hai rubato il cuor. A sentirlo cantare, senti dire il cuore che mi mangia la strana passata. Chi sta gelosia, è gelosia perché in nena mia c'è qualcuno che mi canta le canzoni. A tia, ti voglio tutto male, tutte male, si là. Questo pieno dice, ma non ne figlia, lo sa, se parla di canzoni, non ne figlia, lo sa. Ancora No, Nunzia, chi è? ti piace io? Nunzia, mi vuoi sposare, Nunzia? È da magico la notte. Ma dimmi una cosa, tua mia Luciano. Dimmi, Nunzia, dimmi. Ma tu? Sì, Stasera a cantare, certo. Ma io stai pensando? Ma tu? Un strumento lo strumento, certo, c'è quello suona più forte. Ma suona, suona. Ma io però ancora ma fera a guidarlo. Vediamo. C'è tu Luciano. Ancora siamo picciottietti. C'è pensare. Oggi con la notte. C'è Luciano. C'è pensare. A mettere l'ultimo rintuccio e già a pensare. Ma ne fanno così. C'è pensare, Luciano. Pensa, ci abbiamo tanto tempo. Ma quando lo sentio, venisse che ci va a pensare che sogno con te. Te la verità non si essere con poetto. E fai una cosa, ma pensa quinta tarinza, vai. Vado? Ah, vero, ci scrivo un'altra canzone. Però questa ce la faccio cantare a Pavarotti, al mio matrimonio. Ok, me ne vado. Sì, questo amore splendido. Nunzia, Luciano, Nunzia, venga. Cantammo un po' a Pavarotti, che mi viene a rompere lo vanno a parlare a mia. Non stanno a battere a caso. Va via Luciano, Pavarotti. A proposito d'Abba,
ci la dire pure a lei. Che c'è? Perché non si fa pagare i danni come mi stai facendo fare? Ragione hai. Io voglio i piccoli e voglio che interessi. Ah, se no, mi chiamo pure all'avvocato. Ma mi dicesti una cosa, lei chi è? Padre Antonio. Aspettate. Mi chiamo Stanotte, per caso mi chiamo! Ah sì! Ti ha vista contagiando a tu! Mi sta contagiando a tu! Sì, anima, poi tu un cliente. Ora faccio una cosa. Andai tuo telefono e chiama a tua figlia e ti posso venire a pigliare subito. Io me ne voglio vedere, me ne voglio vedere. No, papà, no, non è voluto ancora, però te la bene a pigliare perché io non uso un po' i tocchioni, io non ce la faccio più, vuoi passare? Cioè, ora tu passi, ok? Guarda con tuo figlio, Pronto? Aspetta. No, come sta? A posto, no, ma era bella ma passa, era bella via. Sai, ma sì, perché a chi so, c'è ma che, chiamo anche tu, lo conosci, lei mi ha battuto la casa, sempre sono là fuori, ma non so verissimo che io parrino, tutta quella, ma a me no. Va bene a pigliare. Ma come no? Va bene a pigliare. Va bene a pigliare, io voglio stare a casa con te. Che ti facessi zitta a casa? E allora niente. E non digli. Pronto? Meglio io, vuoi dire? Ma che fa papà? Ma che figlio? Ma se non la vuoi mano come appellare? I mano, me ne si casa lavava, i mani, i piedi, la testa, si faceva pure un bagno, vuoi dire? Ma come giocare? Ma andavo tu, sta povera cristiana, con vuole 30 anni, andavo tu, sta povera cristiana. Io ci resta a mia casa, aspettando ma che cara, ma posso dire, tutto un po' me ne posso dire. Ma perché mette sempre tu mezza mia, si può sapere, eh? Ma cosa ne vuoi con questo? Io ci dico solo che se avessi stato mio figlio, ci avessi dato 4 capo 100 a rete. Perché? Basta su, come sto padre? Vuoi dire madre pane con un nicchiolo, madre pane? Ai, madre più. Scusate, posso entrare? Oh. Io quando vi a lei mi tramuto. Meschino. E allora appena vedi tu che fa si mette a chiancero, piscirino. Senta, è inutile, a madre la fanno caidenare, a casa me ne ha battuta, ne c'è picche fa. Ma picchi, non fa un po' di buon sapore nella santiera a ghitta in casa, picchi. Vedete qua chi, il suo santo cristiano, vedete qua? Chi dove andare a battere la casa? Ah, idro. Io c'è dire una cosa, lei, senti una cosa. O vedi lei si abbatte la casa e me ne fa ricca, io me ne posso dire sotto un po' perché me figlio, a casa non mi vuole. Ma mi senti chiedere per te? Ma che faccio cosa non tu hai, che solo perché non te ne accorge? Senti qua lei, perché non fa sto sforzo, eh? Come stai facendo io? Se sta casa una ecca non terra, io ci regalare a me nipote un appartamento con 6 stanze perché sarà maritato, capì? E su faccio io con la tua marita cosa sei? Ma lei può? Parla con lei, forse. No, parla con lei. Caro ingegnere architetto, che cos'è? Ingegnere. Queste sono preghiere di giovane vecchiarette affezionate a me e alla casa del repò. Ma scusa, o sul giovane o sul bicchiariere? Hai solo fare un giovane, sì. Lei mi pare un'antica con un po'. Ma pure chi non è che babbiano. Poi non per cosa, ma scusassi. Lei, signore, io devo lasciare la persona puta mia, non mi interessa. Io pure mi maritare. E la metti da casa lava, è pure bella grande. A me mi interessa. Ora, se lei mi accompagna da Rincia, io bambino non mi cominciare già vaghi. Mia ci vuol dire solo perché io lei non l'accompagno. Non sta dicendo lei? A posto. Non c'ha da sapere anche lì. C'è qua. Padre Antonio, all'ufficio non c'era nudo, non come rispondo al telefono
Antonio, padre Antonio. Non so più che fare. Ma tu a conosci tu. Perché mi fai questa domanda? Tarinza, c'è chi te la vuole fare abbattere a casa, l'ingegnere Luca Mone. Questo sdesonorato e connuto, e sta a chiamare, che ci parlo io. No, ma chiaro. Padre Antonio, ma dicessi una cosa, questo Cristiano che sta girando in stanza, sa di coverare? Oh, chissà, non ci ha fatto coverare. Ora ci penso io. Io in questa casa non stai capendo più niente, cosa manco di io. tu attivato? Allora, io ho finito. Sono cazzo Pina! Alberto! Pina! Alberto! Ma non mi ricordo sei tu ingegnere del comune! Perché? Ma tu mica me l'avevi detto che facevi sto travaglio però! Cioè, a me fino al matrimonio non ti volevo dire niente, vita mia. Ma tu che ci fai, ca? Che interessai, carenta, tu? Alberto! Avere chi sta? Chi sta? È mezzia! E se tu ne vai in decca, a tua casa non la potevo scordare, Alberto! Ma che mi stai dicendo via? Dialo! Padre Antonio! Io stavo pensando una cosa, ma... Cosa? Ma sinceramente, ma sta caruccia da Pavarotti! Non si può fare, fai 30 metri con avanti! A chi ci voleva un miracolo ci voleva, bravo! Hai visto Carapina, grazie a te, ma soprattutto al tuo futuro marito che è un pezzo di pane, e l'ho capito subito, la nostra casa non verrà battuta. Vieni qua, Alberto, che ti faccio conoscere a mezzia! A me ne facessi sto bello sfuoco e ci dassi chiave, guarda! Ma che tu poi un settimana sa? Un settimana fa! Per dare chiave. Ma io sto col pazzirino non è che mi aspettava però, Ma come si chiama? La venisse essere più buono! Lazzala io, ormai mezzia, cucini via ed è arrivata! Pure io che sta arrivando. Senti qua, può essere sicuro che io cucino via e arrivare, però i promessi saccio mantenere. Pensa! Picchiando e comincia a missicare! Ma tu hai un cuore buono, Vabbè, facciamo così, Pina, io scendo, ti aspetto giù così andiamo a vedere la casa nuova che ancora non conosco. Va bene, arrivederci a tu. Ma tanto, alla Pavarotti, 20 metri più in avanti. Scusa, ma ora perché sei aggancia? A pensare che stavamo a morire di chiacchiere! Ma che più Padre Antonio, grazie di tutto! E mi raccomando, un occhio di riguardo in mezzia, sangue mio! non si mancherebbe, Grazie, Padre Antonio, Ma allora è vizio! Pure l'avanza a sua zia! Anziché contegno, Padre Antonio! Oh, a dire! Oh, vedi se io sono un padrino 25-24 carate, non lo so! Io ci volevo fare qualche tarato nel sapere! Pina è una cara amica, è nipote della contessa, che grazie alla contessa, caro dottore, la nostra casa non verrà più abbattuta, capito? Ma che mi sta dicendo? Ah, che sono io contento! Mi si picchierebbe il caso mio contento davvero, vabbè! Io un lappo tempo richiamare a Mariella però, va bene? Non si preoccupi, l'ho chiamata io, abbiamo appuntamento qui tra poco. Ah, va bene, va bene. Ma che su cosa tutto qua? A me stesso lo che inizia la casa spaccia per dottura!
Scusate, non ne sa dire. Abbastanza Antonio, stavo danni me fate, che non c'ho a casa. Io sta a casa così caro, non posso venire. E quindi, caro padre Antonio, io e lei mi foto la moglie. Ce ne andiamo prima. Madonna, non ne avete a dire, ma che la casa non verrà più abbattuta, per fortuna vostra rimarrà in piedi. Per fortuna mia, per sfortuna mia che lei è ancora là. Ma lei è? La canzone. Che sogno contenta! Allora potremmo ir a chiamare a me Flati, ci leghi la te! Sì, perché per voi c'è pronta la camera per matrimoniale! Sì! Va bene! Andiamo a consolia! Andiamo, dai! Con la schivi canzone, vai! Ma che ne saccio io, che ne saccio? Faccia canto che lo Pavarotti, ci canto. Ma che mi sento per... A me che vuoi faccia canto Pavarotti? Ci canta, a me che vuoi Pavarotti, ci canto. Dai, dai. Dottor! La pozione nago, la contessa aveva bisogno di qualche iniezione aveva bisogno. Ma dai, che come ti sa fare pure un dottore? Che se mettesse lei olato, se mettesse lei olato. Ah, ma che cosa vuoi mio quando vieni? Ma non te la faccia a meno però. Lei, dottore, vuoi dire lei che la mia ma consumò? Ci vuole fare una cosa, ma sanno poi andare a prendere la che me ne qui? Ma citto che mi arrivo, da come finì? Come finire? Che vuoi dire aspettavo ore? Oh! È un mezzeluccio resucitato! Ma che fa bene? Parliamo alla feura, fai sì. Vuol dire che non dovevi fare il peccato, caro fratello. Comunque, me ne vai ora, mi si farò con gli interessi. Cioè, cuidatevelo tutto, va bene? Contento io, contento tu. A cucchia malafede sopra malafeone chi? Finalmente, possiamo dire, caro dottore, caro Giovanni e cara contessa, tutto è bene quel che finisce bene! E aspettassi prima di parlare però! Finalmente faccio tutte cose! Ma faccio parrò! Ma perché non me l'ha detto fino ad ora? Cara Manella, che vuoi, ognuno di noi qualche volta fa qualche peccato e che però sono pronto ad assumermi le mie responsabilità. Non ti voglio lanciare più ora che vi ho trovato, voglio andare per sempre con te. Sa, e io, Lorenzo, voglio come faccio che mi voglio bene! Sono con te. Cara Mariella, con quel pusulo tu vai se pane, pace, pane e travaglio, tutte cose che vai. Voi ti sapete peggio pigliate sa vinta, Io lo sapevo, però non è che potevo parlare così. E poi tutto con me non se l'ha confessato mai, sicuro. Che hai scelto, tanto? Con lei no, ma con altro padre non sai. Ora io me ne vado con mia figlia che ci faccio vedere dove inizierà subito a lavorare. Subito. Sì, subito. Subito. Mariella, e chi me ne
figlia mia, però sulla Ida, perché tu poi ti devi divertire. Sì, andiamo, andiamo a mangiare. Federico la luna, ora come ci sono? Padre Antonio, mi pinto nome, suocero mi pinto nome. Ti vinto no, ma che pezzo peso! Se, manco tempo di arrivare a casa, che mia suocera mi chiamò e mi disse di tornare. Buono, vedi che ti fai un buon lavoro a te, brava, brava. Meno male, non ci fai come a me. Ora me ne scappo, ma suocero vuole bello presto un nipotino. Vai, Ah, così mi intessa la lavanderia, grazie. Buono, va. Grazie pure a lei, arrivederci. Tutta proprio alla grande. Che scusa Mattia, devo vedere una cosa, come ti fai quando tu ne fai? Bravo come fai, adesso ce lo chiamo. Bene, sa come venata, sta fatto conto me devo bello contento. Mi chiamate tante persone che a 7-15 anni hanno chiamato la cerchia. Vabbè, immediatamente poi sì. Proprio tutta questa fatica, onestamente, anziché l'all'amico, ma niente c'è mangia. Ci sono gli scommicenti che si stanno questa cosa! No, cara contessa, visto che lei domani fa il compleanno, festeggiamo per una settimana e vi faccio mangiare un meglio pesce che c'è in Palermo, puippe, spuime, puippe, gamberone, pesce spada. Chi sa parlare, Padre Antonio? Chi sa parlare? A così si parla, a così la voglio io, a così. Perché voglio dire due parole pure a voi per finire questa bella commedia. I ricchiari non sanno a chiancere solo quando muore, ma sanno a trattare buono quando sono vivi. Grazie. Aia, che brutta la vecchiaia, aia, che brutta la vecchiaia. Mi doni la coscia, mi doni gli spagli, per su storte e giri di gatti, tutti i dolori ci laio io e la cittuzzo mi morivo, tutti i dolori ci laio io e la cittuzzo mi morivo. Aia, che brutta la vecchiaia, aia, che brutta la vecchiaia. Dai uno filato sempre un fiato, non posso dormire, mi gira e mi porto un colesterolo, accende la pressione a 500, un colesterolo, accende la pressione a 500. Aia, che brutta la vecchiaia, aia, che brutta la vecchiaia. Sul chilo di dolori, ma io sempre in dottori, ai più ci piacciono i guaccini e ma buffa di medicini, ai più ci piacciono i guaccini e ma buffa di medicini. Aia, che brutta la vecchiaia, vi siete divertiti, l'importante è questo. Il tempo passa in fretta quando stiamo insieme noi. L'idea per la prossima commedia, io la titolerei Via col vento, faccio di commedia, allora andiamo a fare prima il ringraziamento dovuto sentito da parte di tutta la nostra compagnia, la direzione del teatro Colosseo che ci ospita, grazie a Lorenzo Portiglieri. Numero 1, la compagnia numero 1. Andremo tutti e due parlando sotto le stelle, però proprio sotto le stelle proprio c'è la esce da niente. Andiamo tutti e due a ballare, a spazzare. Va bene, poi presentiamo la compagnia iniziando da chi lavora dietro le quinte, il nostro tecnico Gabriele, la nostra superficie che è la Bottizza, anche i ragazzi che lavorano e collaborano qui con Orazio, Denzi, Giuseppe e gli altri, grazie.
comincerei da lui, da chi mi ha fatto partire le pene dell'inferno. Signori, comincerà il nano! La cameriera, la ballante, come si può chiamare? Melodia! La cucina Jessica Miriam Mecirata. La ciuccatrice, la di stavo, minchione. Io socio in affari il dottore Catania e Giovanni Lorenzo. A casa Taria e ti accontentare. Non sia conigli. Ci piacciono i vaccini e una bomba di medicini. Un grosso artista e si vede Luciano Panza Rosario Panzano. Un maniaco. Ah, no, è giusto. Un con la Cina tutta la mattina. Allora, prima, non so se avete notato questo bellissimo trucco, stupendo, meraviglioso. Io mangio questa maraviglia di carabinieri. A lei, fuori. Grandissima, Fatima Lorenzo. Ora, le prime 2 volte non mi è riuscito mai, vediamo se ne riesci sempre. Io dico, ma lei! Oh! Giovanna Conti! Il grande Marcello Farani! Ha un socio in affari, un altro socio, con il quale condividiamo questo palco, il classico palco. Vediamo le commedie assieme, ci litighiamo perché poi la rivendichiamo. No, chi ci ha scritto io, no, scritto tu, non sto scherzando, è vero. È una grande collaborazione ormai trentennale. Signori, Giovanni Massala! Vorremmo, dopo queste 3 serate trionfali, ma che dico trionfali? La guidavate! Per dire una cosa in sua discolpa, l'umiltà è il suo forte. Grazie. Vorremmo ringraziarvi veramente facendovi noi un applauso perché avete 3 serate stupende, bellissime, che ci siamo divertiti tantissimo. Non so se sentivate dai 10 risate, cioè noi che sapevamo la commedia ai 7 anni, ancora ridiamo, non so Capisco, però non è che avendo tutti simpatici. no, vabbè, noi ringraziamo, non ci potete ringraziare una uomo, non capisce niente, grazie. Una cosa che vi sta a fare, vi alzate cortesemente e noi facciamo un piccolo salto. Io sono vecchiaretto, non è che faccio niente, che vuoi? Selfie, grazie. Miriam Cirafici, Jessica Melodia. Giovanni Lorello, un dottore Catania. Dorotea Mirino, Enza Melodia.
Piera Butticca, suggeritrice. Totò la mattina, Ugo. Il nano, ingegnere Alberto Quadrato. Giovanna Conti, la contessa. Rosario Buongiorno, Luciano. Fatima Loverde, Nunzia Curatella. Marcello Faranna, padre Antonio. Giovanni Scantato, Giovanni Marsala. Gabriele Leonardi, aiuto audio e luci.